Premi Fair Play oggi organizzato dalla Panathlon, un'iniziativa importante per dare anche dei riconoscimenti a chi è particolarmente distinto per l'attività sportiva. Allora, questa è una nostra manifestazione che facciamo annualmente, sono premi primavera e premi Fair Play. I premi primavera sono dei premi dedicati ai ragazzi che raggiungono risultati eccellenti in tutte le discipline dal regionale in su. Mentre i premi Fair Play li abbiamo dati alla carriera, al gesto e per la promozione, quindi qua sono stati tutti premiati, abbiamo consegnato la targa etica del Panathlon International sulla quale sono riportate due carte essenziali, la carta dei doveri del genitore a fare sport ai ragazzi e la carta dei diritti del ragazzo a fare sport. La vostra è un'attività importante sul territorio per la promozione proprio dell'attività sportiva? Indubbiamente, questa sì, infatti qua abbiamo avuto l'eccellenza di tutta la provincia dei ragazzi che, come abbiamo visto e sentito, raggiungono risultati eccellenti. In programma per il prossimo anno? Il prossimo anno adesso faremo a gennaio facciamo l'assemblea annuale e stileremo la programmazione sociale per l'anno 2023. Può essere anche un'attività di disseminazione dello sport nelle scuole con varie iniziative anche verso gli istituti. Nelle scuole abbiamo portato e concluso un progetto nazionale che è Fair Play riparte dalla scuola, abbiamo concluso in maggio con le premiazioni di tutte le scuole. Un'anticipazione vorrei darla che il Panathlon di Agrigento, ma non solo, cioè Agrigento e tutta la sua provincia, nel 2024 ospiterà il congresso internazionale del Panathlon e l'elezione del presidente internazionale e dei consiglieri internazionali, quindi avremo tutto il mondo ai piedi del Tempio della Concordia. Qui ad Agrigento? Ad Agrigento sì, è già stato deliberato dal Consiglio internazionale. Quindi è già una cosa che abbiamo iniziato a muoverci per non trovarci impreparati. Che significato assume ricevere questo premio dal Panathlon oggi? È un significato importantissimo per me perché è da 45 anni che faccio sport e condivido pienamente il Fair Play e la carta del Panathlon. Qual è la sua attività sportiva su cui lei lavora maggiormente? È atletica leggera, prima da atleta, poi da dirigente, ora da anche giudice internazionale. Uno sport minore però molto importante, diciamo, per lo sviluppo anche dei ragazzi, no? Sì, è alla base innanzitutto di tutti gli sport, ma non dimentichiamo, sì è importante, ma secondo me tutti gli sport sono importanti e tutti i bambini dovrebbero fare qualsiasi sport per allontanarsi anche da brutte strade. Salvatore Rampello, ecco, ricevere questo premio per la sua attività anche di promozione del Club Punta Piccola. Sì, è sempre un piacere, una grande soddisfazione avere il riconoscimento per il lavoro fatto. Noi ci siamo occupati quest'anno della promozione venica sia anche paraolimpica, di fatto abbiamo organizzato 2 Vela Day importantissimi ad Agrigento che hanno avuto grande successo e abbiamo avuto piacere di ricevere nel nostro club tanti allievi che quest'anno hanno iniziato a fare vela. È un'attività che cresce sempre? Sì, cresce sempre, abbiamo iniziato questo processo virtuoso che porteremo ovviamente avanti, a marzo inizierà l'attività paraolimpica, l'imbarcazione sta arrivando, quindi non vediamo l'ora di metterci in acqua e fare inclusione veramente a mare, insomma. Ecco, che significato assume ricevere questo premio anche per la vostra attività, insomma? Siete sempre presenti anche in varie istituzioni, recentemente siete stati anche all'ospedale, insomma voi fate un'attività importante anche per la crescita del tessuto sportivo agrigentino e non solo? Sì, oggi è un vero onore ricevere questo premio e lo dedichiamo all'amicizia, alla vera amicizia. Il viaggio che abbiamo portato, che abbiamo compiuto, abbiamo portato Stefano a Monza, abbiamo realizzato un grande sogno di Stefano. È stato la realizzazione di un sogno ma anche la concretizzazione di un'amicizia. Tanti preparativi, notti insonni, però ce l'abbiamo fatta. Vedere le emozioni nel volto di Stefano è stato un qualcosa che non possiamo descrivere a parole, ma
Abbiamo provato oggi con un video, infatti tutti erano emozionati, ma è qualcosa di emozionante. Nadia, tuo punto di vista? Stefano mi ha insegnato tanto, mi ha insegnato ad apprezzare le piccole cose della vita, mi ha insegnato ad andare oltre le difficoltà, nonostante anch'io abbia una disabilità. Da Stefano ho imparato tanto. Questo premio noi lo dedichiamo a Stefano. Anche tu sei d'esempio per la tua attività che fai di promozione. Sì, penso di essere un esempio, spero che le persone capiscano che della disabilità non si deve aver paura, ma semplicemente è un mondo che va conosciuto e scoperto. E poi, proprio come io e lui, può diventare un'amicizia straordinaria. Antonella, che significato assume questo premio? Come responsabile del CONI provinciale di Agrigento lei fa molta promozione proprio sulle attività sportive, anche quelli minori ma non meno importanti. Sì, devo dire che ogni tanto essere premiati fa anche piacere. È stata una sorpresa perché il professor Amato non me l'aveva anticipato. La premiazione, anche perché io già faccio parte sono pure socio Panathlon e per l'indicazione dei premiati, per la selezione dei premi al gesto, dei premi alla carriera, ho pure collaborato avendo già operato tutte le selezioni per la festa dello sport che ho fatto la settimana scorsa, quindi sono molto contenta di questo premio che in un certo qual modo mi ripaga anche delle tante, non dico tra virgolette fatiche, ma per me lo sport è una passione e quindi faccio tutto con piacere, mi interesso di tutte le attività delle società, mi piace sapere, anche conoscere le storie degli atleti, delle società, come si allenano, come vanno avanti, perché il mondo sportivo è un mondo grande e a me piace. Io non sono un tipo politico, lo sanno tutti che io non sono il classico sportivo politico, sono una donna di campo e quindi mi piace assaporare anche le vittorie e telefonare ai dirigenti quando ci sono i bei risultati, e per cui ho detto quest'anno la stagione è stata veramente una grande stagione, nonostante tutto quello che dicono, io sono molto contenta perché abbiamo tanti ragazzi che hanno fatto risultati, tanti ragazzi. Oggi c'erano i premi primavera, cioè i premi per quei piccoli che stanno iniziando ora le loro stagioni ma che già ottengono risultati, e quindi non abbiamo altro che essere contenti di questi risultati.